si può pensare ancora, perché qualche tuo giocatore, questa settimana ha parlato del primo posto, secondo me è un po' esagerato, c'è della possibilità di arrivare sempre ad aguantare vincere, ma si può pensare veramente a finire tra il secondo e il terzo posto? Secondo te, con 13 partite che vanno? Ma sinceramente non ci ho mai pensato, cioè, ripeto quello che ho detto anche l'altra volta. Secondo me la mia concentrazione adesso è a migliorare, a cercare di fare cose diverse, cercare di crescere proprio come squadra. Io veramente non penso a lungo termine, penso proprio alla settimana, a preparare. Chiaro che dentro c'è sempre, dentro di noi c'è questa voglia sicuramente di fare qualcosa di importante, però non vado così lontano perché al di là dell'aspetto fisico, tante cose, tecnico, tattico, poi ci sono le partite da giocare e comunque anche in questo periodo qualcosa, tra virgolette, forse abbiamo anche perso perché abbiamo dato parecchio, quindi lo si vede anche, però io credo che sia importante perché magari ci sarà un momento in cui dovremo imparare anche a soffrire, a fare cose, quindi viviamo la giornata, ecco, secondo me questo è, stiamo qui, prepariamoci bene, domani è una gara dobbiamo vincere assolutamente, e comunque delle difficoltà fisiche e quant'altro ce le portiamo ancora un po' dietro perché insomma adesso non neanche 3 settimane, quindi poi i carichi cominciano e poi insomma la prossima settimana sarà l'ultima, poi dopo abbiamo 3 partite, quindi abbiamo queste 4 partite, 5 partite sono importanti, non dobbiamo sbagliare, è chiaro che c'è un po' di rammarico dopo Cesena, perché comunque soffrendo qualcosa loro erano più vivi, quello che ho detto dopo gara era finita, avevano vinto, sono punti importanti e non ci sono, quindi è inutile adesso parlare di quello che poteva essere non è stato. Però sono contento, stiamo crescendo e lo dico sottovoce, però sono contento. Senti, la squadra come sta? Nicastro tutta la settimana non l'abbiamo visto, riesce a recuperarlo oppure no? E Barai invece è fuori? No, Barai è fuori e Nicastro ha ancora questo una piccola cosa, si sta allenando quasi, tra virgolette, quasi sempre a secco, non ha quasi mai calciato. Lui vorrebbe esserci a tutti i posti, adesso valutiamo oggi, però andiamo sempre nell'ottica delle prossime settimane, abbiamo 4 gare, quindi abbiamo anche tanti attaccanti, quindi magari lui freme, ha voglia di esserci. Valutiamo oggi, però credo che in linea di massima, non so se è bravo, viene con noi e poi speriamo di non avere bisogno. E appena accennato al fatto che la squadra sta crescendo, però ecco, dov'è che vedi appunto, dov'è che ci sono ancora margini, quale aspetto, e dov'è che te lo aspetti prima di tutto, insomma? In generale così, è la mia visione, mi piace, insomma, è una squadra che... C'è una caratteristica magari più di un'altra, no? Che dove magari comunque non lo so, faccio fatica, insomma, vedevo così qualcosa, mi sembra che un po' di velocità quando magari stai bene in alcuni frangenti, non sempre, non abbiamo grande continuità, perché comunque ancora un po' le gambe pesano, però tante cose mi piacciono, una velocità del gioco, un po' attacchiamo insomma in tanti, poi ripeto anche l'aspetto offensivo, al di là di tanti giocatori, qualcuno deve trovare proprio la miglior condizione, proprio Goicolina, Zecca, lo stesso Gianluca, l'intero, insomma. E poi ci sono Santini che lì un po' tra punti esterni, che ha fatto non bene, benissimo a Cesena, è un ragazzo, vedo proprio che ha voglia, è cattivo negli ultimi metri, quindi non lo conoscevo e mi piace quando ha giocato dall'inizio, anche con un ruolo non suo, anche un po' in generale, un po' per tutti, tanti hanno fatto ruoli magari che non erano abituati, quindi anche quello è un aspetto positivo dei ragazzi. Ecco. Il fatto comunque nelle 2 partite in casa avete segnato tanto, un po' meno in trasferta, è stata solo una casualità questa oppure? Dopo sai, si rivedono le partite, ti ripeto, Cesena loro stavano meglio, però noi abbiamo avuto 4-5 palle importanti, abbiamo fatto un gol. A Carpi il primo tempo abbiamo fatto molto molto bene, poi
poi dopo abbiamo sofferto, però erano in vantaggio anche lì, squadre che loro Cesena ha cambiato, quindi avevano una predisposizione diversa, giocavano in casa, insomma sono contento. È chiaro che dispiace perché alla fine secondo me mi ha preso un gol molto, potevamo evitare, dovevamo essere un po' più scaltri, ancora qualcosa concediamo, però ripeto, adesso quello che è stato non conta più, abbiamo questa partita, conosciamo poco, però la squadra insomma come tante squadre, insomma, verrà qua, deve stare attento, è contropiede, gente rapida e comunque tu qualche spazio dovrai darglielo, perché comunque puoi cercare di muovere subito la partita e quindi dobbiamo stare attenti, però è chiaro che vogliamo vincere a tutti i costi. Ecco, a proposito della Fermana, no? Perché diceva anche il mister nell'intervista che hanno messo sul loro sito che probabilmente insomma verranno qui per provare a fare le loro partite puntando sulle ripartenze, mettendo magari non attaccanti strutturati ma giocando un po' nel rapido, però giocando rapido. Tu conosci il loro allenatore? Sì, lui è stato a Ravenna diversi anni, sì, ce l'avamo lì, conosco, però quello che hai detto te, loro davanti hanno gente molto rapida, quindi sai, si concede del campo, però ogni partita ha la sua storia, vediamo, loro hanno queste caratteristiche, noi sicuramente dietro non siamo rapidi, quindi dobbiamo fare altre cose, però giochiamo in casa e credo che ci sia grande voglia di fare tutto, assolutamente, per poter vincere questa gara. Ecco. A proposito del loro allenatore, diceva in settimana, parlava della sua avventura a Ravenna, che vi siete conosciuti perché al bar che gestite voi e che lui ha allenato tuo figlio Davide. Sì. E allora gli hanno chiesto: lo chiamerai per farti dare un consiglio sul papà? E lui ha risposto: no, forse sarà lui che chiamerà il papà per dire qualcosa di me. Non so se vi siete sentiti. No, andavo a vedere anche gli allenamenti, insomma ero lì quando non facevo niente, brava persona, ha fatto benissimo, insomma li ha riportati su, ha fatto bene. Ma domani è anniversario, quindi gli avversari sono tutti uguali, quindi niente, sinceramente ho visto poco perché insomma non è che riusciamo ad avere tantissime informazioni, però in generale un po' le caratteristiche davanti, hanno giocatori rapidi, sono anche insomma a gennaio hanno preso Neglia, questi giocatori bravi negli spazi, insomma, sono i pericoli che dovremmo correre, tra virgolette, perché non di correre il meno possibile. Le scelte. In centrocampo, io vorrei capire una cosa. Per te, visto che Matteo è un punto molto duttile, per te questa convivenza tra Alfredson e Ronaldo è supportabile sempre soltanto da Matteo oppure ci vuole qualcosina in più? Perché per esempio a Cesena abbiamo visto che Emil non era, come tu stesso hai riconosciuto, in condizione ottimale al 100%. Cioè, visto che sono due giocatori dai piedi straordinari, via dicendo, come di anche Matteo, perché sicuramente è un terzetto su cui, dal punto di vista magari di supporto, di corsa agonistico, si può dare una mano in più, perché loro magari nel corso della partita tendono un po' a rifiatare i due, o no? Beh, adesso anche più del lecito, perché secondo me c'è delle gambe un po' pesanti in generale, però hai tralasciato secondo me un ragazzo che buio. Non lo conoscevo, mi sono informato, mi sono aggiornato, il ragazzo mi piace tantissimo, bravissimo, mi piace giocare, magari non avrà la caratteristica che giustamente magari ha Emil o altri nella fase di riconquista così, però è un giocatore molto molto intelligente, mi piace. E faccio fatica adesso, devo trovare, perché faccio fatica a stare senza di lui, perché è un giocatore che ha qualità, vede delle situazioni, è pericolosissimo davanti, anche nelle esercitazioni così, ieri nei tiri ha una percentuale molto alta di conclusioni in porta e prende la porta e fa gol, quindi
devo trovare, però in generale credo che insomma adesso ancora l'equilibrio generale facciamo fatica a trovare, insomma ovviamente anche Ronny ha grandissime qualità, però a livello così di riconquista, qualcosa ogni tanto regale. Emil, penso che Cesena sia proprio il culmine proprio della fatica, aveva fatto una settimana che non ha giocato, ecco. Matteo tiene botta, però anche lui, secondo me, vorrei anche dare qualche avvicendamento, ecco. Okay. Vorrei, poi come è stato, come ha fatto Davide, come ha fatto Santini durante la gara sono stati importanti, non so se sarà prima o dopo, però qualcosa, perché comunque fisicamente qualcosa, cioè siamo ancora, quindi magari ce l'hai un po', poi dopo hai bisogno di cambi, come sono stati bravi a essere pronti quando sono stati chiamati in causa, ecco. Però insomma siamo questi, su Castiglia è ancora fuori, quindi per te ruoli giocano quasi sempre, adesso anche Germano a volte l'ho spostato anche sull'esterno perché può fare lì, e poi magari abbiamo preso il gol a Cesena sull'esterno quando pensavo che non venissero più, che sono venuti con una palla, eravamo in tanti dentro, dopo le situazioni cambiano, però insomma devo trovare ancora l'equilibrio, anche se secondo me si sposano tra virgolette bene tutti, sì 3, dico 5, poi manca anche Castiglia che insomma non so adesso come sarà ancora, però insomma, fra un po' avremo anche lui. Ecco. Sì, hai già in parte risposto, ma sulla condizione atletica generale forse è l'unico punto debole in un quadro positivo. Ti sei fatto un'idea un po' sulla tua esperienza? Sono giocatori forse che hanno giocato tanto nella prima parte, adesso hanno bisogno un po' di rifiatare, adesso tu stai mettendo Frascatore al posto di Baraie che forse va un po' il fiato. È questo che magari qualcuno ha giocato troppo e quindi un po'... Ma sai, poi ha giocato troppo, poi sai, sei arrivato qua, 1000 cambiamenti, cioè qualcosa insomma anche a livello proprio mentale, spendi di più, e quindi anche nei recuperi i lavori credo insomma si intende un po' così, quello che erano un po' che cioè, adesso Panzarasa era qua anche prima, abbiamo i carichi sono aumentati però non è che puoi gestirti per poi giocare la partita, perché io credo che al di là dei pensieri che abbiamo dobbiamo pensare un po' a medio e lungo termine, quindi non è che possiamo tanto fermarci, il lavoro è lavoro, punto e basta, e loro si sono calati in questa situazione. Chiaro che qualcosa possiamo pagare durante le gare proprio singole, però da di lì poi c'è un aspetto proprio di squadra, il sacrificio, tante cose che comunque sono importanti, indipendentemente che tu stai bene o no delle gambe, se non sei squadra, se non sei compatto, se non hai equilibrio in generale, vengono fuori tutte ancora di più, magari le condizioni o fisica o tecnico-tattica che in questo momento magari è ancora una percentuale insomma, che deve aumentare. Grazie. Baraie è convocato? No, Baraie no. Baraie no, si è sempre allenato a parte, sono ancora un po' fastidio, non so la prossima settimana, però no, lui è proprio a parte, adesso abbiamo soltanto di Nicastro, Francesco che lui stava bene, ha fatto tutto il lavoro un po' a secco, io cominciavo un po' a calciare, sì. Però insomma vediamo, lottiamo insieme oggi se è il caso di portarlo con noi in panchina, all'inizio non di sicuro.